Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. La cronaca ci riporta a una drammatica vicenda avvenuta questa mattina a Vicenza. Una donna è stata uccisa a colpi di pistola. Tutto è ancora in via di definizione. I nostri giornalisti sono già sul posto, fra poco saremo in grado di collegarci, faremo una serie di collegamenti in diretta con la nostra redazione vicentina che è proprio sul posto dell'omicidio per capire che cosa è successo. Secondo le prime indiscrezioni, secondo le prime notizie, pare che la donna, che aveva 42 anni, sia stata affrontata e uccisa a colpi di pistola in mezzo alla strada dall'ex compagno. Aveva appena portato a scuola i figli e non c'è stato niente da fare per lei. L'omicidio è avvenuto a poca distanza dal centro di Vicenza, sulle colline. Dovremmo avere anche l'area nel quartiere Gogna, un'area alla periferia di Vicenza, ci fa sapere l'ANSA, proprio zona collinare. Aveva appena accompagnato a scuola i figli, è arrivato adesso un lancio di agenzia che vi leggiamo, così come l'abbiamo ricevuta. Aveva ripreso l'auto per dirigersi in via Vigolo. L'omicidio è avvenuto appunto in strada. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'ex marito, con i quali la vittima forse aveva un appuntamento, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura. Poi sarebbe uscita per cercare la fuga, ma questo poi ce lo racconteranno i nostri giornalisti. Ennesima tragedia quindi a Vicenza, tutto in via di definizione. Pare che, e questo ce lo confermeranno poi i nostri colleghi, pare che l'omicida sia in fuga, sia ancora in fuga, quindi è in corso anche una caccia all'uomo nel Vicentino, una vicenda davvero drammatica di cui vi daremo conto maggiormente fra pochi minuti. Nel frattempo ci arriva anche una notizia dalla nostra redazione bellunese. È stato ritrovato senza vita l'83enne scomparso in una passeggiata. È stato ritrovato questa mattina il cadavere di Renzo Costantin, l'83enne di Val di Zoldo, Belluno. Vediamo se abbiamo anche qualche immagine grazie alla regia di Fabio Verin, il cui mancato rientro domenica sera. Erano partite le ricerche nella zona della centrale di San Giovanni, punto di partenza di numerosi itinerari. Determinante il ritrovamento della lapide dello zio nella parte alta della Val di Doa, che poteva essere destinazione della passeggiata. Era stata appena ripulita, quindi è plausibile pensare che l'uomo fosse salito per eseguire queste operazioni che poi sia caduto in una scarpata perdendo la vita. Una delle squadre è partita dal campo base, 200 metri di quota più in alto del ritrovamento, seguendo il cane dell'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo, ha rinvenuto infine il corpo dell'uomo, di cui vediamo in queste immagini il recupero da parte dei soccorritori. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per tutte le evenienze del caso. Torneremo poi anche su questa vicenda. Allora, non ci sono ancora arrivate novità dall'omicidio di Vicenza, quindi andiamo avanti con la cronaca. Nel veneziano, ennesimo incidente stradale nel tratto maledetto ormai all'altezza di Portogruaro in autostrada. Vediamo. Un altro incidente questa mattina poco dopo le 6:30 sull'autostrada A4 nel tratto maledetto tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza poco prima dell'uscita. Un tir è piombato contro una bisarca carica di auto che stava trasportando. Il camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida a causa dell'impatto violento. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale ausiliario di Autovie Venete. Il traffico si è bloccato in direzione Venezia. Ma questo non è stato l'unico incidente. Poco dopo, alle 7:20, sempre sullo stesso tratto, 3 tir, 2 mezzi pesanti e un'altra bisarca sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. A quel punto il traffico è stato dirottato sulla A28 per chi era diretto a Venezia. Restiamo nella pagina della cronaca, ma ci spostiamo a Treviso per l'ennesimo furto con circonvenzione ai danni di un anziano.
Sono stati i familiari dell'anziano a presentare una denuncia alla Guardia di Finanza. La vittima, infatti, aveva iniziato a chiedere inspiegabili somme di denaro ai parenti, nonostante potesse disporne nei propri conti correnti. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato alla luce il raggiro messo in atto da 2 donne, madre e figlia del vicentino. Avevano incontrato l'anziano, residente nella Marca, alcuni anni prima durante la vendita di mobili usati. A seguito di questo incontro, la più giovane aveva iniziato a sentire telefonicamente la vittima, instaurando con lui un legame stretto. Con la scusa di essere in difficoltà economiche aveva iniziato a farsi prestare soldi per un totale di 246.000 euro. Denaro che prometteva di restituire, trovando poi svariati motivi per chiedere invece nuove somme. I finanzieri hanno denunciato le 2 donne per reato di circonvenzione di incapace. Il giudice per le indagini preliminari, visto il pericolo che le indagate potessero disfarsi dei beni a loro intestati e non fossero più in grado di restituire alla vittima il maltolto, ha disposto il sequestro preventivo di 5 immobili. Le donne utilizzavano il denaro dell'anziano per le esigenze più svariate, compresa quella del gioco nelle sale scommesse. Ci spostiamo ora nel Padovano, dove i controlli della Guardia di Finanza hanno permesso di scoprire molti lavoratori in nero. Vediamo. Lavoravano in nero e rappresentavano più del 10% degli addetti delle singole aziende controllate. I 20 lavoratori scoperti dalla Guardia di Finanza in 6 aziende della provincia di Padova. In azione le Fiamme Gialle della Compagnia di Cittadella e della Compagnia Cittadina. Nell'Alta Padovana sono stati adottati 5 provvedimenti di sospensione di attività e scoperti omessi versamenti dell'IVA per oltre 1 milione di euro. Nei guai in città è finita una pizzeria da asporto. Anche in quest'ultima l'attività è stata sospesa. Nel Vicentino un uomo si sente minacciato da 2 uomini, si rifugia in un ufficio postale. Vediamo il servizio. È tardo pomeriggio quando a Vicenza al 113 arriva una chiamata. È un domenicano che teme di essere aggredito da 2 connazionali. Uno di questi gli avrebbe inviato un messaggio WhatsApp in cui avrebbe esibito una pistola. Le volanti piombano in via 4 novembre nei pressi dell'ufficio postale con la squadra mobile e il reparto prevenzione crimine di Padova. Prima viene messa in sicurezza l'area del palazzo dove si è nascosto lo straniero e poi viene individuata la macchina con a bordo i 2 dominicani indicati al telefono. Scatta una perquisizione domiciliare nei confronti dei 2 stranieri. A casa di uno viene trovata la riproduzione di una pistola con tappo rosso e cartucce a salve. Nella vettura vengono sequestrati una mazza da baseball e un coltello da cucina. I 2 dominicani sono stati denunciati con l'accusa di minacce aggravate. Allora, fra poco saremo collegati con Vicenza, la nostra collega Luisa Bertini è già sul posto in cui, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, c'è stato un omicidio, l'ennesimo femminicidio di questi anni, davvero terribili sotto questo punto di vista, e avremo più notizie su questa vicenda. Adesso in attesa andiamo nell'Alta Padovana, torniamo nell'Alta Padovana per vedere gli esiti di una serie di controlli antidroga. Parchi, controlli nei giorni di mercato, blitz anche nelle aree segnalate nei vari comuni. Sono 50 le persone identificate nell'ultima settimana nell'ambito delle operazioni antidroga e antidegrado degli agenti della polizia locale nei 10 comuni della Federazione del Campo Sampierese. 12 sequestri di sostanza stupefacente. A Campodarsego, in un parcheggio del centro, fermato un 30enne di Saccolongo, sorpreso a fumare una sigaretta con droga. Allo stesso, gli agenti hanno sequestrato altra marijuana. A Santa Giustina in Colle trovati dei giacigli in una casa abbandonata a ridosso del centro. Allora, non arrivano altre notizie in questo momento da Vicenza. Ricordiamo, sappiamo che l'omicida dovrebbe essere ancora in fuga, non c'è arrivata alcuna notizia del fatto che sia stato catturato. L'uomo che ha sparato avrebbe, però insomma dalle prime informazioni pare che la dinamica sia abbastanza chiara, che avrebbe sparato alla ex moglie in strada in un quartiere periferico di Vicenza, sulle colline a sud del centro storico. Per la donna non c'è stato niente da fare, ci sono indagini in corso. Adesso, prima di andare in pubblicità, vediamo che si sta collegando con noi via Skype la nostra Luisa Bertini. Luisa, ci senti? Sì, vi sento. Allora, Luisa, aggiornaci, abbiamo dato le prime informazioni, le prime indicazioni rapidissime di quello che è successo, raccontaci.
Sì, un tremendo fatto di sangue è avvenuto stamattina attorno alle 9. Si tratta di un omicidio la cui vittima, di cui ancora non conosciamo le generalità, sarebbe una 42enne di origini serbe. A quanto ricostruito, quindi a quelle che sono le prime ricostruzioni, l'omicida, che adesso si è dato la fuga ed è in corso una vera e propria caccia all'uomo, sarebbe un uomo vicino alla donna, probabilmente un ex compagno, che avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco sotto casa. Noi adesso ci troviamo in via Antonio Vigolo, in zona Gogna, in prossimità anche di diverse zone boschive dove adesso si stanno concentrando le ricerche dell'uomo da parte di carabinieri e polizia, che hanno predisposto anche dei veri e propri posti di blocco, insomma stanno setacciando la zona. L'omicidio sarebbe avvenuto in strada e sarebbe la donna che avrebbe accompagnato i figli, ma ripeto sono ricostruzioni dei primi momenti che poi dopo andremo ad approfondire. Avrebbe accompagnato i figli a scuola per poi recarsi nuovamente a prendere l'auto, e l'omicidio sarebbe venuto proprio qui in via Vigolo, nella zona che vedete alle mie spalle, che adesso è stata transennata per permettere alla scientifica i rilievi. Comunque è in prossimità di quell'area là, dietro la curva. Certo. Luisa, dimmi, dici. Al momento questa è la ricostruzione. Noi abbiamo sentito ovviamente anche i vicini di casa, molti dei quali non hanno intenzione assolutamente di parlare, altri che ci dicono di aver avvertito comunque dei colpi. Addirittura una signora ci ha detto: ho avvertito chiaramente 6 colpi di pistola. Un'altra persona che ci ha detto: io ho avvertito una specie di boato, come se fosse stato qualcosa a accadere improvvisamente. Insomma, però sembra che questa donna non fosse conosciuta qui in zona, almeno da quanto abbiamo ricostruito finora. Ecco, Luisa, giusto per capire la situazione, sono in corso in questo momento ancora i rilievi da parte delle forze dell'ordine? Il corpo non è ancora stato rimosso, ci confermi questo? No, il corpo non è stato ancora rimosso, sono in corso i rilievi da parte della scientifica, tanto più che, come ti anticipavo, hanno transennato l'area e ci hanno invitato proprio ad andare fuori dalla zona interessata. Sembra che comunque dei vicini di casa si siano accorti del fatto e siano stati loro stessi ad avvisare ovviamente le forze dell'ordine, che sono subito arrivate. Luisa, allora intanto noi ti ringraziamo di queste prime informazioni. Ci collegheremo nel corso della nostra informazione con la collega Luisa Bertini della redazione di Vicenza, che ricordiamo è sul posto di questo omicidio avvenuto questa mattina. Avremo più informazioni poi nel corso del nostro Focus TG, quindi state con noi. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia in corso di aggiornamento è quella dell'omicidio avvenuto a Vicenza, dove una donna è stata uccisa a colpi di pistola praticamente in mezzo alla strada. I nostri colleghi sono sul posto, vi daremo altre informazioni nel corso della nostra informazione. Restiamo però nella pagina della cronaca e andiamo nel Padovano, dove una maxi operazione della squadra mobile ha permesso di scoprire un giro di falsi permessi di soggiorno. Sono 7 le persone tra italiani e cinesi indagate dalla Procura di Padova per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini della squadra mobile si tratta di 2 associazioni criminali affiancate da 2 cittadine cinesi, riferimento delle comunità di Padova e Treviso. Il sistema collaudato prevedeva la predisposizione, dietro il pagamento di somme tra 500 e 1000 euro, di falsi contratti, lettere di assunzione, cedolini dello stipendio che gli stranieri clandestini e senza documenti mostravano al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno negli uffici delle questure di Padova, Venezia e Treviso. In questo modo gli indagati inducevano in errore i pubblici ufficiali e ottenevano l'avvio delle pratiche per far avere permessi di soggiorno a chi non ne aveva diritto. L'indagine è partita da controlli incrociati e assunzioni sospette.
Le associazioni criminali, secondo gli inquirenti, si appoggiavano a 2 avvocati e 3 titolari di aziende fittizie con sede a Padova, Limena, Monselice, Maserà e poi nel Trevigiano a Villorba e nel Polesine a Petorazza, Grimani e Lendinara. Una delle donne indagate avrebbe anche favorito la prostituzione di suoi connazionali in 2 centri massaggi a Padova e Codroipo in provincia di Udine. Nell'ambito delle indagini, a febbraio dell'anno scorso fu perquisita la sua abitazione, trovando passaporti, carte d'identità e 34.000 euro. Inoltre gli indagati avrebbero anche favorito la permanenza illegale in Italia di alcune cittadine cinesi attraverso la celebrazione di falsi matrimoni. Decisamente più leggera invece la posizione di questi turisti che sono stati multati e dovranno pagare oltre 4.000 euro di multa per aver mangiato una pasta asciutta. Sentiamo cosa è successo. Dopo i tuffi, i bivacchi, addirittura le tende da campeggio, 4 turisti, 2 tedeschi, 2 della Repubblica Ceca, questa volta hanno pensato di mangiare la pasta asciutta sopra una vera da pozzo, gesto che gli è costato una multa di 4.200 euro. Queste coperture, utilizzate per chiudere i 6.000 pozzi presenti a Venezia in passato, 600 oggi, sono diventate parte della storia e hanno un valore culturale inestimabile. E questi turisti l'hanno utilizzata come un tavolo. È successo venerdì sera in zona San Zaccaria. I 4 hanno recuperato anche delle sedie dalla pensione in cui alloggiavano e si sono messi a mangiare le loro paste. Chiamati da alcuni residenti sbigottiti, sul posto sono giunti gli agenti del nucleo di polizia della navigazione della municipale e hanno comminato 1.050 euro ciascuno per essersi appoggiati su un bene monumentale rischiando di danneggiarlo, per aver bevuto alcol in strada, vietato dal regolamento comunale, e per i piatti in porcellana e i bicchieri di vetro usati fuori dai locali. I 4 erano completamente ignari. E invece hanno chiesto scusa agli autori di un vandalismo piuttosto particolare. Sentiamo. Mi hanno mandato praticamente i messaggi in contemporanea e dove si scusavano e si rendevano disponibili a riparare il danno in qualche modo. Addirittura uno di loro mi ha detto che è disponibile a venire a piantare le cipolle e così impara anche come si fa. Si sono fatti vivi 2 dei 3 giovanissimi autori dei vandalismi ai danni di questo orto di Santa Giustina in Colle. Il proprietario Paolo Rossi si era accorto di tutto, li aveva rincorsi, poi li aveva avvertiti via social che tutto era stato filmato dalle telecamere di sorveglianza e che il gesto poteva avere conseguenze. Stressati, annoiati, preoccupati per gli imminenti esami di maturità. Così i giovani, che hanno assicurato che dopo gli esami ripareranno il danno. Porgere denuncia per un fatto del genere magari era eccessivo. Quello che doveva passare era un messaggio e un qualcosa che magari a questi 3 ragazzi servirà nel futuro come un qualcosa di formativo, ecco. Quindi forse avranno capito che certe cose non vanno fatte. Decisamente più grave invece, torniamo a parlare di cronaca, la situazione che ha portato all'arresto di un giovane in un'operazione contro il fondamentalismo. Siamo abituati a vedere queste cose sempre lontane da noi, perché anche gli episodi di cui si parla in questo caso sono successi in Francia. Poi in realtà scopriamo che un componente di questa cella era residente proprio nella nostra città e quindi l'attenzione deve essere sempre massima. Per chi ha lavorato con lui fino a 2 giorni fa, per chi lo ha visto salire e scendere dall'appartamento nel grattacielo di via Pisa, sembra impensabile che quel tranquillo 23enne Nauman Ali, professione muratore, fosse affiliato alla cellula terroristica pakistana che nei suoi messaggi assicurava di poter mettere in piedi in varie zone d'Italia un gruppo capace di compiere attentati. L'inchiesta è partita dal capo della cellula, Yassen Tahir, 25enne, fermato a Reggio Emilia. Scandagliando tra i suoi contatti, gli inquirenti hanno chiuso il cerchio degli altri. I sodali condividevano la stessa ideologia, estremismo islamico e odio per l'Occidente. Fammi lavorare 2 mesi e poi troviamo la nostra tana e facciamo il gruppo Gabar qua in Italia. E ancora,
tra 2 mesi comincia a comprare delle armi. Alcune delle intercettazioni che hanno consentito alla questura di Genova di smantellare la cellula di 14 persone, con la Digos di Treviso a fare irruzione in piena notte in via Pisa a prelevare Nauman Ali, come gli altri considerato contatto diretto di Hassan Zaher Mahmoud, il 27enne che nel settembre 2020 a Parigi tentò di replicare l'assalto alla redazione della rivista satirica Charlie Hebdo armato di macete. Secondo le indagini, il 23enne muratore potrebbe aver avuto un ruolo da basista. In queste ore sarà sentito dai magistrati. Fiducia totale nei confronti delle forze dell'ordine che quotidianamente dimostrano la loro efficienza, la loro professionalità e la loro sensibilità nei confronti della sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri territori. Facciamo un riassunto di questa vicenda gravissima, vediamo che cos'era successo. È stata eseguita nella notte dalla Digos in uno degli appartamenti del grattacielo di via Pisa a Treviso una delle 14 ordinanze di custodia cautelare scaturite dall'indagine svolta dalla Questura di Genova e dal Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Polizia di Stato. Nel mirino la cellula jihadista che stavano costituendo alcuni stranieri, in particolare pakistani, contatti diretti di Hassan Zaher Mahmoud, il 27enne che nel settembre 2020 a Parigi tentò di replicare l'assalto alla redazione della rivista satirica Charlie Hebdo. Armato di macete ferì gravemente 2 persone. Le misure restrittive sono state eseguite a Treviso, Reggio Emilia, Firenze e Brindisi, ma 2 hanno riguardato anche Spagna e Francia. Principale indagato un 25enne che da Chiavari in Liguria si era trasferito a Reggio. Effettuando approfondimenti su di lui si è scoperta l'esistenza e l'operatività dall'aprile del 2021 della cellula terroristica che si era autodenominata Gruppo Gabar, con l'intento di reclutare sodali e acquistare armi. Tra loro un 23enne muratore regolare in Italia, dipendente di un'impresa trevigiana che stava attualmente lavorando in un cantiere di Pieve di Soligo, attenzionato e quindi arrestato in via Pisa dove viveva con altri 8 connazionali estranei alla vicenda. Siamo abituati a vedere queste cose sempre lontane da noi, perché anche gli episodi di cui si parla in questo caso sono successi in Francia, poi in realtà scopriamo che un componente di questa cella era residente proprio nella nostra città e quindi l'attenzione deve essere sempre massima, fiducia totale nei confronti delle forze dell'ordine che quotidianamente dimostrano la loro efficienza, la loro professionalità e la loro sensibilità nei confronti della sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri territori. La cellula terroristica anti-occidentale determinata a colpire chi si macchiava di blasfemia progettava attentati in diversi paesi europei. Il giovane pakistano arrestato a Treviso, che non parla italiano e non risulta avere precedenti, era sotto osservazione da diversi mesi. Ora si trova rinchiuso in carcere a Vicenza. Complimenti alla Digos trevigiana sono arrivati dal presidente del Veneto Luca Zaia e dallo stesso sindaco Conte. Noi continuiamo a tenere alta l'attenzione, continuiamo a tenere monitorato la regolarità delle assegnazioni e delle presenze nelle abitazioni del nostro territorio e invito i cittadini che dovessero percepire qualcosa di strano nel loro civico, nel loro palazzo, nella loro via, piuttosto che nel loro quartiere, di segnalarlo alle forze dell'ordine, perché la sinergia tra cittadini e forze dell'ordine e amministrazione può generare dei risultati certamente molto positivi. Torneremo su questo tema nel corso della nostra informazione. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Arrivano notizie drammatiche da Vicenza, la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro Focus TG. Una donna è stata uccisa in strada da una persona che la conosceva. All'inizio si parlava di un ex marito, dell'ex compagno. Naturalmente sono tutte informazioni che arrivano frammentarie dal luogo dell'omicidio. Per noi sul posto c'è Luisa Bertini con Federico Cibotto. Ci eravamo sentiti poco fa con Luisa proprio per le prime informazioni appena arrivati sul posto. Torniamo da Luisa. Luisa, buongiorno, ci sono novità? Che cos'è successo? Sì,
Sì, buongiorno a voi. Intanto vi aggiorno sul fatto che sta procedendo la caccia all'uomo qui nei dintorni, quindi stanno setacciando la zona sia a piedi che in macchina e ci sono diversi posti di blocco. Diciamo che la vicenda si sta lentamente delineando. Stiamo parlando della donna che è stata uccisa, una 42enne di origine serba, non abbiamo ancora le generalità, e si tratterebbe appunto dell'ex marito di origini bosniache. Loro hanno 2 bambini, uno di 16 e uno di 14 anni. Lui avrebbe dei precedenti per maltrattamenti in famiglia e sembra fosse stato appunto allontanato dalla donna. Poi stamattina ovviamente si è riavvicinato per compiere il gesto di cui vi ho parlato prima, quindi per freddare la donna in via Vigolo qui a Vicenza, in zona Gogna. L'ha freddata per strada. Ancora le dinamiche si stanno ricostruendo, diciamo, di momento in momento. C'è concitazione, c'è un via vai di polizia, la scientifica sta eseguendo i rilievi. Sappiamo che appunto la polizia è intervenuta immediatamente e adesso è in corso questa caccia all'uomo. Al momento gli aggiornamenti sono questi. Luisa, un'informazione, poi vi cediamo la linea. Sappiamo che avete avuto modo di scambiare qualche parola, ci dicevi prima, con gli abitanti del quartiere. Tra l'altro sarebbero stati proprio i residenti che hanno sentito i colpi, che hanno sentito i rumori di quello che è accaduto a dare l'allarme. C'è qualcuno che ha tentato di prestare soccorso alla donna? C'era niente da fare? Sappiamo qualcosa su questa dinamica? Allora, sembrerebbe che siano stati proprio dei vicini di casa ad accorgersi del corpo, proprio spaventati da questi colpi di pistola, e che abbiano tentato di prestare soccorso, ovviamente chiamando il SUEM, ma il SUEM ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Comunque sì, qui in quartiere hanno avvertito gli spari. Una signora ha detto che è riuscita a distinguerne ben 6. Un altro signore ha detto: io sono rimasto spaventato perché ho sentito un gran boato. Ecco, al momento appunto stiamo anche noi tentando di raccogliere qualche informazione in più, anche se qui ovviamente sono ancora tutti scossi e abbottonati, perché è una vicenda che si sta delineando di momento in momento. Allora Luisa, noi siamo in diretta fino alle 13:30, non appena ci saranno notizie non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi ringraziamo Luisa Bettini, Federico Cibotto per questo collegamento. Saremo in diretta non appena arriveranno altre notizie, altre novità. Da quello che ricordiamo è un omicidio avvenuto a Vicenza, a poca distanza dal centro storico, nelle colline a sud del capoluogo berico. Una donna di 42 anni è stata uccisa, 6 colpi di pistola, dicono i residenti, dicono i vicini di casa, da una persona che probabilmente la conosceva. Si parla di un ex compagno dell'ex marito. Allora, noi andiamo avanti con la cronaca, andiamo nell'Alta Padovana, dove si sta cercando una ragazza sparita ormai da giorni. Il padre ha parlato con i carabinieri, sentiamo. Non era andato in Pakistan per organizzare un matrimonio combinato, ma per questioni mediche. Il padre di Basma Afzal, la 18enne di Galliera Veneta scomparsa nel nulla da martedì 31 maggio, ha chiarito davanti ai carabinieri di Cittadella, che stanno indagando, le ragioni del suo viaggio in patria. Mohammad Afzal ha assicurato che non aveva in programma nozze combinate per la figlia. La pista più probabile è che la ragazza si sia allontanata volontariamente. La scuola infatti era finita da qualche giorno, ma lei continuava a svegliarsi presto ed andare a Castelfranco Veneto, dove passava sempre dal bar della stazione dei Pullman. Spesso è stata vista al telefono in lunghe videochiamate. Sembra che possa aver avuto un contatto con un giovane conosciuto online. Qualcuno ipotizza che possa già essere all'estero. Nell'ultimo periodo, per comunicare, Basma utilizzava il contatto Instagram della cugina, che vive in Inghilterra. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere della stazione del Pullman di Castelfranco e sembra ci siano dei fotogrammi che riprendono la giovane in compagnia di una persona. Sembrano invece non attendibili gli avvistamenti sul Montello.
Adesso abbiamo dato nelle scorse ore la notizia di questa maxi operazione antidroga avvenuta a Trieste, ma naturalmente con ricadute importanti anche nel Triveneto, anche in Veneto. Vediamo se ci sono novità. Fuori le armi, tir bloccato e corriere della droga in manette. Più di 4 tonnellate di cocaina sequestrate insieme a 2 milioni di euro in contanti, oltre che i mezzi per il trasporto dello stupefacente. 38 misure cautelari in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Operazione Geppo 2021, così si chiama l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Polizia Nazionale di Spagna e le autorità colombiane e statunitensi. Un duro colpo è stato sferrato al clan del Golfo, organizzazione di narcotrafficanti colombiana che conta più di 500 soldati dediti al controllo del territorio e che facevano viaggiare la cocaina dalla Colombia fino all'Europa. La prima base di scalo a livello logistico era Madrid, poi la droga arrivava in tutte le altre piazze del vecchio continente. Gli investigatori, grazie a 3 agenti infiltrati all'interno del cartello della droga, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei boss per poi arrivare all'arresto di 38 persone. Parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. La cocaina veniva occultata e trasportata dai corrieri in vari contenitori, forni a microonde, borse e sacchi di juta, piuttosto che occultata in zone boschive o stipata nei vani nascosti dei vari furgoni. Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Preganziol, Verona, Peschiera del Garda e Viterbo, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto al Lazio. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui sono avvenute le compravendite della cocaina, con i relativi sequestri e arresti. L'indagine prosegue e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di un anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. La droga arrivava in Olanda, Italia, Slovenia, Albania, Croazia e altri paesi. Veniva poi gestita dai gruppi criminali locali, tra cui l''ndrangheta in Calabria. I narcotrafficanti avevano acquistato cocaina per 96 milioni di euro per poi immetterla nel mercato europeo. Solo in Italia i proventi della vendita si sarebbero aggirati attorno ai 240 milioni. La droga, quando partiva dalla Colombia, era già formalmente sotto sequestro grazie al lavoro degli agenti infiltrati. Era già sequestrata, i venditori colombiani si fidavano della persona interposta che assicurava che l'avrebbe caricata sulla nave. La persona interposta aveva un furgone che è stato fornito sempre da noi, diciamo, dall'organizzazione delle forze sane, diciamo così, e che invece l'ha fatta arrivare in Italia in tutt'altro modo. Ci arriva adesso, proprio in questo istante, una notizia d'agenzia, un lancio ANSA nazionale: donna uccisa a Vicenza, caccia all'uomo in tutto il Veneto. L'ex compagno aveva un divieto di avvicinamento addirittura dal 2019. Si estendono in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell'autostrada A4 le ricerche dell'uomo che questa mattina ha ucciso con colpi di pistola 6, dicono i residenti, i vicini di casa, la donna di 42 anni di origini serbe in periferia di Vicenza. Nelle operazioni sono coinvolti gli agenti della questura, la polizia ferroviaria e i carabinieri. Dai primi accertamenti è emerso che nei confronti dell'ex compagno era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Il corpo della donna è stato trovato riverso sull'asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto. Forse, questa è una notizia che ci dà l'ANSA e non possiamo verificarla al momento, forse per un appuntamento proprio con l'omicida. Ce ne parlerà poi nel corso della nostra informazione Luisa Bertini, che con Federico Ciboto è sul posto per raccogliere tutte le informazioni. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però state con noi perché al ritorno apriamo la pagina dedicata all'ARPAV con tutte le notizie sugli inquinanti estivi, su quello che possiamo incontrare uscendo di casa in queste giornate già molto calde, con tutte le informazioni del caso. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Mettiamo per un attimo da parte la pagina della cronaca, pronti a riaprirla non appena arriveranno notizie. Ricordiamo, stiamo seguendo un omicidio avvenuto a Vicenza, ma ci sono tante altre notizie da tutto il Veneto. Andiamo nella pagina che dedichiamo praticamente ogni mercoledì come una rubrica ai temi ambientali, ma sotto il profilo dell'ARPAV. Oggi abbiamo Luca Zagolin collegato con noi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Esperto di inquinanti dell'atmosfera, oggi parliamo di ozono. Le temperature sono salite nei giorni scorsi, ma questo i nostri telespettatori lo sanno già, perché insomma l'estate si avvicina a grandi passi. Ci sono delle novità per quanto riguarda anche gli inquinanti in atmosfera. Il tema dell'ozono non è molto conosciuto, lo approfondiamo, appunto abbiamo anche dei contributi, abbiamo anche un sito da visitare perché poi le persone possano andare a verificare le concentrazioni. Che periodo stiamo vivendo? Buongiorno a tutti. Tra il passaggio tra l'inverno e l'estate, in realtà per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico vede anche un cambiamento degli inquinanti tipici. Di solito d'inverno siamo abituati a parlare di particolato atmosferico, PM10 oppure di ossidi di azoto. In realtà questi inquinanti, per fortuna, durante la stagione estiva hanno delle concentrazioni piuttosto basse, piuttosto limitate, mentre entrano in gioco gli altri inquinanti come l'ozono, appunto, che ha la caratteristica di formarsi in atmosfera, è un gas che si forma tipicamente quando la radiazione solare è molto intensa. Ecco perché questo è un inquinante estivo, un inquinante che durante l'inverno ha delle concentrazioni veramente poco notevoli e che invece d'estate si forma purtroppo grazie a delle reazioni fotochimiche che coinvolgono sia delle sostanze che sono prodotte dall'uomo, ma queste sostanze prodotte dall'uomo, questi altri precursori, non sono sufficienti a formare l'ozono senza appunto questa radiazione solare. Ecco perché i momenti di maggiore irraggiamento sono in realtà quelli in cui noi troviamo le concentrazioni di ozono elevate. Ecco, che cosa può fare l'ozono? È ritenuto, mi passi il termine, è ritenuto pericoloso? Bisogna stare attenti all'ozono? Ecco, questa è un'ottima domanda perché ci permette di affrontare velocemente un argomento molto importante. L'ozono in realtà è presente anche naturalmente nell'atmosfera. Negli alti strati dell'atmosfera, tra i 15 e i 30 km, c'è una fascia di ozono, quindi un gas identico a quello che purtroppo consideriamo inquinante vicino al suolo, che in realtà svolge una funzione fondamentale per la vita perché ci protegge dalle radiazioni, quelle cosmiche, quelle solari, molto energetiche e che sostanzialmente metterebbero addirittura in pericolo la vita sulla Terra. Quindi l'ozono, a seconda di dove si trova all'interno dell'atmosfera, può avere una funzione importantissima, essenziale, oppure purtroppo quando si trova vicino al suolo e purtroppo a causa delle sue proprietà chimiche, è un gas molto reattivo, un gas molto irritante, può avere delle conseguenze soprattutto a carico delle mucose delle prime vie aeree, oltre che delle conseguenze anche sulla vegetazione, sul funzionamento normale degli apparati fogliari delle piante. Ecco che quindi è uno degli inquinanti, diciamo, che ha degli effetti che possono essere sostanzialmente immediati, quindi immediatamente rilevabili anche dalle persone e quindi è anche più facile, per fortuna, per le persone proteggersi. Ecco, che tipo di effetti può avere? Quali possono essere i sintomi della presenza, di una maggiore presenza di ozono, e magari chi può esserne più esposto? Parliamo di bambini, parliamo di anziani, parliamo di sportivi, cioè chi può essere più esposto alla concentrazione? Ecco, innanzitutto è importante sottolineare bene che durante il giorno l'ozono non ha delle concentrazioni costanti, ma delle concentrazioni che variano anche moltissimo, proprio perché la concentrazione di questo inquinante è legata alla radiazione solare. Quindi noi avremo delle concentrazioni massime soprattutto durante il periodo pomeridiano, che è il periodo in cui abbiamo da più ore il sole che batte sulla faccia della Terra, mentre le concentrazioni scendono notevolmente sia durante la notte, quando ovviamente
ovviamente il sole non c'è, e sia anche durante le prime ore della mattina, quando ancora le concentrazioni sono basse. Ovviamente l'ozono, essendo un gas irritante, ha degli effetti, diciamo, di stress sul corpo umano, in particolare per quanto riguarda intense attività fisiche, intensi lavori all'aperto fatti proprio in concomitanza con le concentrazioni più elevate di ozono. Quindi sicuramente le persone che devono tenere in considerazione questo inquinante sono le persone che svolgono un'attività, ad esempio un'attività fisica all'aperto nel pomeriggio, oppure dei lavori intensi il pomeriggio, e poi in generale tutte quelle persone che comunque presentano delle fragilità, quindi sicuramente le persone anziane, i bambini e tutte quelle persone che presentano delle patologie respiratorie pregresse, per cui ovviamente l'azione di un gas irritante può in qualche maniera aggiungere un disagio a quello già presente. Un'altra cosa importante da tener conto è che appunto il disagio fisico spesso è associato sia dalla presenza di ozono, ma anche il fatto che esistano delle temperature elevate e quindi l'umidità elevata, sono tutti fattori che insieme possono provocare questi disagi, e quindi diciamo le persone devono fare un po' attenzione soprattutto in questi mesi estivi. Ecco, c'è però un modo per sapere se il rischio della presenza di alte concentrazioni di ozono è in arrivo, ed è quello di visitare la pagina, il sito dell'ARPAV, all'interno del quale c'è proprio una mappa aggiornata, adesso la facciamo anche vedere ai nostri telespettatori, con quelle che sono le concentrazioni, ma anche poi le previsioni per le concentrazioni. Sì, due strumenti importanti a disposizione di tutti i cittadini sono i dati, quindi quelli appena misurati, che vengono mostrati. Abbiamo 24 centraline sparse in tutta la regione che ogni ora, 365 giorni l'anno, monitorano l'ozono, quindi in qualche maniera possiamo avere un'idea di quello che sta succedendo praticamente in tempo reale, e quindi questo è il primo strumento. E il secondo strumento, sicuramente quello che è in onda in questo momento, sono le mappe di previsione. Analogamente con quello che succede per le previsioni del tempo, anche per gli inquinanti atmosferici si possono fare delle previsioni, in particolare per il giorno in corso, quindi per la giornata di oggi, e per i 2 giorni successivi. Vedete, questa mappa è una mappa interattiva, si può ingrandire a piacimento. Al di sotto, diciamo, si può vedere la mappa, quindi la mappa topografica, quindi ognuno può andare a inquadrare la propria zona, e cliccando su questa mappa, su un quadratino di quelli colorati, si può vedere già la concentrazione che viene prevista con un intervallo di incertezza ragionevole per la giornata di oggi e per i giorni successivi. Quindi tutti, andando a vedere praticamente il proprio giardino di casa o quasi, possono avere un'idea di quelle che sono le concentrazioni di ozono e quindi sostanzialmente eventualmente a prendere delle precauzioni. La norma prevede un livello di 180 microgrammi metro cubo come soglia di informazione, cioè quindi come soglia stabilita dalla legge, oltre la quale si possono avere i primi disagi, soprattutto per le persone più sensibili. Allora, facciamo un esempio per i nostri telespettatori che ci stanno guardando adesso e che magari poi andranno a vedersi il sito. Concentrazione tra i 115 e i 135 microgrammi per metro cubo d'aria, zona gialla sul Vicentino, adesso stiamo guardando la provincia di Vicenza, Bassano del Grappa, quella che è la pedemontana. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente siamo arrivati a 2/3 della concentrazione della soglia di informazione, per cui la mappa comincia a mostrare un livello giallo. In realtà il livello, diciamo, che ci deve fare un pochettino stare più attenti è quello che riguarda sostanzialmente i colori arancioni e rossi, ok? Che in questo momento, come vedete nella mappa di oggi, non sono presenti. Questo perché negli ultimi giorni c'è stata un po' di instabilità atmosferica, e il vento e la pioggia, che movimentano in qualche modo la bassa atmosfera, fungono sempre un po' da diluitori per questi inquinanti sia invernali che estivi. È possibile che nei prossimi giorni, se il tempo si manterrà stabile e le temperature si manterranno tendenzialmente sopra i 28-30 gradi, l'ozono cominci a crescere ed arrivare anche a livelli più vicini alla soglia di informazione. Allora, vediamo i colori: verdino, verde, giallo sono quelli sotto. Poi dicevamo, questa è l'area in cui si spera di non dover arrivare. A memoria di voi addetti ai lavori, nelle estati scorse siamo andati in viola o siamo rimasti in zone comunque accettabili?
Allora, nello scorso anno è stato un anno particolarmente positivo per l'ozono, in quanto si sono alternati sulla regione sempre delle zone di alta pressione con delle zone, diciamo, perturbate, che hanno ricambiato molto spesso l'aria, quindi non ci sono stati quei lunghi periodi di alta pressione e di alte temperature che hanno favorito l'accumulo dell'ozono. È normale, guardando gli ultimi 5 anni, che quei 180 microgrammi per metro cubo di cui ho parlato prima vengano superati in maniera anche abbastanza diffusa, almeno una decina di volte in ogni provincia. Ci sono stati anni in cui queste diciamo, superamenti sono stati molto marcati, ma questo dipende veramente moltissimo, in questo caso più che negli altri, perché nei casi di altri inquinanti, dalle condizioni atmosferiche. E il livello viola, che è oltre i 240 microgrammi metro cubo, è un altro livello normato, di cui non ho parlato finora perché è veramente molto raro superarlo. Si chiama soglia di allarme, e la differenza rispetto alla soglia dei 180 microgrammi è che a quel livello di ozono noi abbiamo sostanzialmente dei disagi che cominciano a essere generalizzati per tutta la popolazione. Dovete tener conto che negli ultimi 2 anni in Veneto questa soglia non è stata mai superata. Speriamo di non doverne riparlare nell'immediato futuro, speriamo che la situazione sia quella che abbiamo visto. Allora, noi intanto ringraziamo Luca Zagolin per queste prime informazioni sullo Ci diamo appuntamento magari un po' più avanti, in una fase un po' più calda dell'estate, per capire come sarà andata, come sta andando. Un invito prima di salutarci ai nostri telespettatori, quale può essere? Un invito sicuramente è quello di cominciare a interessarsi anche delle tematiche dell'ozono, perché ripeto è uno dei pochi inquinanti in cui noi possiamo prendere dei comportamenti che sono virtuosi, che ci proteggono dalle concentrazioni di questi inquinanti, di tenere quindi monitorato il sito di ARPA proprio per capire come sta andando, specialmente magari in prossimità di uscite, di viaggi in cui che ci fanno stare all'aria aperta per molte ore. Ecco, naturalmente ormai tutti hanno uno smartphone, anche dal cellulare si può vedere in diretta, sappiamo ci sono anche le applicazioni, quindi non ci sono scuse, è bene informarsi. Noi informiamo i nostri telespettatori, ringraziamo Luca Zagolin dell'ARPAV per queste informazioni, ci risentiamo fra qualche tempo, grazie, buon lavoro. Arrivederci, buon lavoro. Noi torniamo in studio. Allora, avete sentito informazioni davvero importanti che possono riguardare la quotidianità di ognuno di noi. Non è il solito discorso che si fa quando arriva l'estate, bere di più, non uscire nelle ore più calde, è una faccenda che insomma merita un po' di attenzione, quella degli inquinanti estivi. Abbiamo la possibilità di scoprirne la presenza e la concentrazione grazie al lavoro fatto dall'Agenzia regionale per l'ambiente. Adesso, prima di andare in pubblicità, andiamo avanti con la cronaca. Torniamo a Treviso per una vicenda che aveva scosso un po' tutta la provincia, quella delle risse tra giovanissimi. Vediamo come è andata a finire. Il regolamento di conti davanti al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Villorba, avvenuto lo scorso 28 maggio, è costato a 9 minorenni, protagonisti della vicenda, tutti residenti in provincia di Treviso, il divieto di accesso ai pubblici esercizi per la durata di un anno. Sono stati identificati grazie all'attività investigativa svolta dall'Arma dei Carabinieri ed è stata applicata loro questa misura che non gli consentirà di frequentare i bar di Lancinigo. I minorenni colpiti dal DASPO, Willy, sono per lo più italiani di seconda generazione. Lo scorso 28 maggio si erano preventivamente accordati con il chiaro intento di scontrarsi fisicamente. Non avevano dei precedenti, supponiamo che il fatto sia stato originato da un incontro, da un appuntamento che si sono dati via social. Altri 4 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, questa volta per la durata di 2 anni, sono stati emessi a carico di giovani tra i 18 e i 20 anni, sempre residenti in provincia di Treviso, protagonisti di una rissa ad una festa organizzata la sera del 2 giugno all'interno di un agriturismo a Castelfranco Veneto. Da inizio anno sono già 37 i DASPO emessi per episodi di violenza verificatisi all'interno di locali pubblici della provincia di Treviso, un netto aumento rispetto ai 14 dei primi 6 mesi dell'anno scorso. I luoghi di aggregazione, i momenti di aggregazione sono cresciuti, per cui le occasioni di rischio aumentano.
aumentano. Devo dire però rispetto al passato, quindi in epoca pre-pandemia, non riscontravamo con tanta frequenza. L'appello del questore Vito Montaruli è rivolto alle famiglie e ad una appropriata educazione scolastica. Le famiglie dovrebbero prestare molta attenzione a questi ragazzi, perché evidentemente il loro comportamento è assolutamente riprovevole e mettono a rischio se stessi e la cittadinanza. Un ruolo molto importante dovrebbe avere la scuola, che deve intensificare l'educazione dei ragazzi dal punto di vista dell'utilizzo dei social, che invece sono utilizzati in modo inappropriato. Allora, la pagina della cronaca, poi la riapriamo di sicuro tornando a Vicenza a sentire quali sono le ultime novità da quello che è accaduto. Lo ricordiamo perché si fosse messo davanti al televisore solo ora o per chi ci segue sui social. Una donna di 42 anni è stata uccisa letteralmente in mezzo alla strada con... dicono i vicini, 6 colpi di pistola. C'è un'imponente caccia all'uomo per prendere la persona che l'ha uccisa. Si parla di un ex compagno o marito che aveva da anni ormai un divieto di avvicinamento, quindi una vicenda che stiamo cercando di ricostruire in tutte le sue sfaccettature. Quindi adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Poi torniamo a parlare di cronaca, ma anche arrivano altre novità su quello che sta diventando un po' il tema del periodo, ovvero il vaiolo delle scimmie. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ancora cronaca, ci arriva proprio in questo momento una notizia da Galliera in provincia di Padova, nell'Alta Padovana. Viale Venezia, zona che non conosciamo, non ci hanno saputo dire al momento se sia in centro o in aperta campagna. Il personale dei servizi sociali del comune di Galliera ha rinvenuto i cadaveri di 2 persone, si tratterebbe di 2 coniugi seguiti proprio dai servizi sociali, 2 pensionati classe 53 e classe 55. I corpi non presentano segni particolari, verosimilmente, questo ci fanno sapere i colleghi che stanno seguendo la vicenda, a seguito della morte per cause naturali della donna, il marito potrebbe essersi tolto la vita. Si esclude in questo momento l'azione di terzi, ma verrà comunque eseguita l'autopsia. Allora anche di questo poi potremo essere più chiari nel corso della nostra informazione. Torniamo. Ci spostiamo nella pagina, per così dire, sanitaria, perché sale a 3 il numero dei contagi padovani di vaiolo delle scimmie. Vediamo il servizio. Salgono a 3 i casi di pazienti colpiti dal vaiolo delle scimmie. Si tratta del giovane medico, primo paziente ricoverato a Padova, e di 2 contatti stretti di quest'ultimo. Tutti sono seguiti dal reparto di malattie infettive dell'azienda Ospedale Università. Nessuno presenta condizioni particolarmente critiche, una malattia che si manifesta con febbre e lesioni cutanee e che viene certificata dall'esito di un tampone. La scoperta dei nuovi casi grazie al tracciamento dei contatti stretti del medico andato a ritroso di 10 giorni rispetto alla scoperta della malattia, con tutte le persone costantemente monitorate. Il contagio avviene fondamentalmente per contatti molto stretti, quindi sono molto più a rischio i contatti intimi, per esempio, e però può anche, secondo la letteratura, può essere trasferito anche attraverso i droplet di grandi dimensioni, quindi per quei contatti attraverso la saliva oppure per ravvicinamenti molto stretti faccia a faccia, come cose che abbiamo già conosciuto nell'ambito di quello che è stata la recente pandemia. Sembra che il contagio del medico padovano possa essere avvenuto dopo aver passato del tempo con una persona arrivata dalla Spagna, paese che insieme alla Gran Bretagna è tra quelli dove si registrano il maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie. Vediamo un approfondimento da parte della nostra redazione vicentina con Luis Sottoberica su questa vicenda.
Vaiolo delle scimmie, nessun allarme. Per adesso i casi isolati sono pochi, si tratta di un ceppo che è un po' un parente del germe del vaiolo che aveva imperversato in tutto il mondo fino a circa il 1977, quando è stato dichiarato debellato a livello mondiale. Al momento dunque nessun allarme ufficiale, ma l'alert lanciato dall'OMS per 92 casi confermati in 12 paesi è bastato per attirare l'attenzione su un virus già conosciuto dal 1958, quando fu identificato in un laboratorio di Copenaghen. Un virus che non dà una sintomatologia particolarmente impegnativa, ma dopo l'esperienza del Covid-19 il Ministero della Salute ha comunque elevato la soglia di attenzione per intercettare eventualmente i primi casi che potessero verificarsi. Al momento nella nostra zona non abbiamo segnali di casi sospetti e certo la sintomatologia all'inizio è confondibile con altre patologie perché è una sintomatologia simile influenzale, astenia, febbre, spossatezza. Quello che la caratterizza poi è la comparsa delle cosiddette vescicole a livello un po' del corpo, anche a livello dei genitali, e che sono anche responsabili della trasmissione della malattia, che si trasmette proprio per contatto stretto, molto spesso proprio per questa rottura delle vescicole. A ridosso delle vacanze estive al momento nessuna restrizione è stata diramata dal Ministero per quanto riguarda i viaggi, ma utili sono le raccomandazioni. Raccomandare, come raccomandiamo noi a tutti i nostri viaggiatori, una certa attenzione nel diciamo rilevare questo tipo di sintomatologia. La mortalità è molto bassa, chiaramente, certo sono sempre in causa un po' le persone più fragili, più vulnerabili. Adesso ci spostiamo nella zona della Pedemontana, del Bassanese, dove ieri pomeriggio si è svolta la conferenza dei sindaci degli oltre 50 comuni che fanno parte dell'azienda sanitaria numero 7. Sono stati dati quelli che vengono un po' definiti i voti da parte dei sindaci all'operato del direttore generale Carlo Bramezza, ed è successo che i sindaci del Bassanese, compatti, 15 sindaci, hanno deciso di dare un voto molto basso, che è 15, poi ha fatto media con i voti dell'Alto Vicentino e dell'Altopiano dei 7 comuni, ma è un segnale fortissimo che si collega poi con le tantissime segnalazioni che abbiamo raccolto proprio noi di Rete Veneta su casi di disorganizzazione, problemi all'interno dell'ospedale di Bassano del Grappa, e che si collega anche un po' con la raccolta di firme, migliaia di firme che i cittadini della zona hanno voluto sottoscrivere per segnalare che effettivamente, anche secondo loro, qualcosa non funziona. Vediamo. C'è voluta la gestione Bramezza del San Bassiano per mettere d'accordo i sindaci del Bassanese, che hanno voluto dire la loro sulla situazione della sanità dell'ULSS 7 in modo chiaro, preciso, deciso e univoco. Il voto rifilato al DG nella conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria è un 15, che vuol dire bocciatura. Un grido d'allarme che raccoglie e si gonfia delle migliaia di firme che i loro cittadini hanno voluto apporre alla petizione per un San Bassiano come era una volta. Una voce che amplifica quella di tanti cittadini che si lamentano di disorganizzazione e disservizi nel territorio. Un pugno sbattuto sul tavolo della politica che risuona forte e chiaro nella Pedemontana e fino a Venezia. Una bocciatura, sì, perché il 16 rifilato al DG dell'ULSS 8 Bonavina solo qualche giorno fa aveva suscitato un vespaio di polemiche. E questo 15 dei 15 sindaci bassanesi ha il sapore di un segnale forte anche per l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e per chi governa il Veneto. Ma eccole le voci di chi ha firmato questa storica giornata per la vita politica, sociale, sanitaria del territorio. Il Bassanese si è espresso compattamente per una votazione di 15 su 20. 15 su 20 denuncia diciamo un problema che è quello che portano avanti i cittadini con tutte le loro segnalazioni. Infatti la nostra espressione di voto, visto che non è stato possibile farla in modo segreto, ha dimostrato che il Bassanese ha bisogno di più attenzioni. Siamo qui come sindaci a tutti compatti oggi finalmente a dire
dire che l'attenzione verso il nostro ospedale di Bassano e San Bassiano deve crescere. Diciamo che è un voto critico rispetto alla situazione del bassanese, quindi un voto anche che deve far riflettere evidentemente la direzione e la gestione di questi ultimi tempi. Tutto il bassanese ha dato 15. Grazie. È chiaro che in tutti gli schieramenti ci sono differenziazioni, ma alla fine concordano e condividono il voto da dare unitariamente. Io rispetto il voto che è stato deciso. È un voto di criticità, abbiamo capito che ci sono delle criticità e dunque deve essere un invito a chi dirige l'ospedale di rabboccarsi le maniche e soprattutto di dare più, ascoltare forse i sindaci e i cittadini e di vedere di aggiustare un attimino il tiro. Quello che però devo dire è che mi rimango sorpreso dal voto che ha dato l'altopiano di Asiago e anche Sant'Orso. Speriamo che questo 15 faccia capire che non siamo per niente contenti di come si stanno realizzando le cose. La media finale è più alta e supera il 18 con il voto pieno dell'Alto Vicentino e dell'Altopiano, ma questa è tutta un'altra faccenda e della frattura ormai conclamata fra le anime dell'area dell'U7 riparleremo nei prossimi giorni. Quel che importa ora è questa pietra miliare di un territorio troppo spesso reso sconfinato dai campanilismi, che si ritrova stretto attorno a quel che c'è di importante, il suo ospedale, la sua gente. L'hanno ribadito i sindaci e i nostri microfoni che sono sempre aperti, anche per il DG Bramezza. E proprio venerdì il direttore generale dell'U7, Carlo Bramezza, riceverà assieme alle migliaia di firme raccolte nei giorni scorsi nelle città, nelle cittadine, nei paesi del Bassanese e della Pedemontana, anche i promotori di questa petizione. I numeri che contano adesso per il presente e il futuro dell'ULSS 7 sono questi. Un faldone con oltre 3.000 firme raccolte nei gazebo e migliaia di segnalazioni di pazienti e cittadini che protestano per la disorganizzazione e per i tanti disagi nell'azienda ospedaliera. E davanti a questi numeri serviranno risposte, quelle che finora non sono arrivate, ma che sono attese venerdì 10 giugno, in occasione dell'incontro dei consiglieri di Area Vasta del Bassanese, promotori della raccolta firme sul declino della sanità, con la direzione dell'ULSS 7 Pedemontana. Nel tardo pomeriggio di ieri la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan, ha finalmente aperto al faccia a faccia tra chi si fa carico delle lamentele della gente da una parte e dall'altra il direttore generale Carlo Bramezza, il direttore sanitario Antonio Di Caprio e quello dei servizi sociosanitari Alessandra Corò. I consiglieri fanno sapere di essere pronti ad accostarsi all'incontro con spirito costruttivo, portando ulteriormente all'attenzione dei vertici dell'ULSS 7 le tante criticità e le perplessità organizzative evidentemente presenti. Il tempo delle risposte, dunque, sembra essere arrivato, ma è bene mettere le mani avanti. Ci sono risposte e risposte. Sindaci, vertici sanitari e politica regionale sono chiamati a soddisfare le richieste e risolvere i problemi dei cittadini. Numeri, statistiche e grafici non guariscono gli ammalati e non curano i soggetti fragili. I problemi sul tavolo dei vertici dell'ULSS 7 sono tanti e il tempo stringe, perché chi soffre non può più aspettare. È una petizione anche nella Marca trevigiana, ma per un altro motivo. Perché noi a una certa età non lo sappiamo neanche dove è gli uffici. Per il massimo sappiamo dove è il CUP. Medici di famiglia, malcontento e rabbia a San Biagio di Callalta. Dopo la morte improvvisa del dottor Giorgio Schiavon, 1660 mutuati di Olmi e Fagarè si sono trovati senza dottore e la soluzione individuata ha creato malumori e disagi. I pazienti sono infatti stati dirottati su 6 medici di famiglia di Treviso con una suddivisione per ordine alfabetico dei cognomi. Quindi, oltre al viaggio, spesso le famiglie sono state divise. Ogni giorno, quotidianamente, ricevo telefonate di lamentela dei cittadini per come viene gestita in questo momento l'assegnazione dei medici di famiglia. Il comune ha anche messo a disposizione degli spazi. Il distretto, dove ci sono 4 ambulatori, li abbiamo messi nella disponibilità dell'ULSS affinché possano spostarsi questi medici qua. Però vediamo che ad oggi ancora questa cosa non è
non è partita. I cittadini stanno avviando anche una raccolta firme per chiedere di avere il medico di famiglia nel proprio territorio comunale. L'azienda sanitaria fa sapere di essere pienamente consapevole del problema, frutto della carenza di medici che sta mettendo in crisi l'intero sistema sanitario nazionale. Nel caso specifico, San Biagio fa parte con Treviso e Silea di un ambito territoriale. Nello stesso ambito, un medico di famiglia che risulta vincitore, assegnatario di un posto di medicina di famiglia, può scegliere, ripeto, a proprio insindacabile giudizio dove aprire l'ambulatorio. Noi abbiamo avuto di fatto 4 giovani professioniste stimate che hanno vinto l'incarico e hanno scelto a proprio giudizio di iniziare l'attività in quel di Treviso. Semmai sono venute incontro all'esigenza della comunità di San Biagio, diciamo incoraggiate dall'amministrazione e l'amministrazione comunale che ha fatto tutto il possibile per rendere accogliente la realtà di San Biagio, sono state dichiarate disponibili a presenziare a turno settimanalmente in quel di San Biagio. Prossimamente ci saranno dei nuovi turni di assegnazioni di medici di famiglia. Quindi bisogna vedere se nelle assegnazioni di giugno e luglio ci sarà qualcuno dei professionisti liberi e disponibili e titolati a farlo che sceglierà di insediarsi in questo ambito. La stessa cosa verrà ripetuta fra mi pare agosto e settembre e un'altra volta ancora a fine anno. Abbiamo parlato poco fa dei sindaci dell'ULSS 7 Pedemontana, sono tornati a riunirsi anche i sindaci dell'ULSS numero 2. Era arrivato il tempo, perché ne parlavamo tanto tra di noi, di dimostrare la nostra riconoscenza e stima, in particolare a 2 persone che hanno dato tanto al nostro comitato, e sono Paola e Gloria. Ore 14, San Biagio di Callalta è la prima riunione della conferenza dei sindaci dell'azienda ASL 2 Marca Trevigiana. Da quando è iniziata la pandemia, sindaci e assessori in questi mesi si sono incontrati solo online per affrontare l'emergenza Covid. Quest'oggi invece, tutti in presenza, hanno tra le altre cose voluto organizzare una sorpresa per dimostrare tutta la riconoscenza a 2 donne che si sono distinte per il loro impegno. Era arrivato il momento di dire grazie, guardarsi negli occhi e ringraziare Paola Roma e Gloria Tessarolo, perché in un lavoro di squadra hanno comunque condotto tutto il comitato a degli ottimi risultati. Paola ci è stata vicina in maniera serrata durante la pandemia nel fronteggiare all'emergenza ucraina. Gloria si è dedicata anima e corpo all'ambito territoriale e ad ottenere quelli fondi del PNRR. Sabina Caramel, neocavaliere della Repubblica, ha dato un simbolico regalo a Paola Roma, presidente del comitato. Francesca Battista, atleta della Polisportiva Terraglio, medaglia oro e argento di danza paralimpica, a Gloria Tessarollo, assessore alle politiche sociali del comune di Treviso. Grazie a tutti voi per tutto quello che singolarmente abbiamo fatto assieme. Ringrazio voi, sono davvero stupita. Grazie. Il direttore generale dell'azienda ASL 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi e il direttore ai servizi sociali Roberto Rigoli hanno poi consegnato ad entrambe un attestato di coraggio per il loro impegno nella campagna vaccinale. Cambiamo decisamente argomento, andiamo alle Terme Eugane, andiamo nella zona dei Colli Eugani in provincia di Padova, dove l'emergenza cinghiali si fa sentire anche nelle aree evocate al turismo. Siamo stati informati come amministrazione comunale dai proprietari di Monte Castello che tantissimi cinghiali sono presenti nell'area del monte, si sono spinti fino in prossimità dell'abitazione e quindi sono a un passo da Piazza Roma e da alcune piscine di alberghi termali. Un'emergenza infinita che dai campi coltivati dei Colli Euganei sta facendo registrare segnali più che preoccupanti anche a ridosso della zona turistica di Montegrotto Terme. È preoccupato il sindaco Riccardo Mortandello che i cinghiali rischia di vederseli arrivare anche nel cuore della città, a ridosso del municipio. Sappiamo benissimo che l'ente parco sta facendo di tutto, che i teleselettori, che sono tutti volontari, stanno mettendo cuore e anima con gli strumenti che la regione dà loro a disposizione, ma ciò non basta. È un problema ciclico questo dei cinghiali, è un problema che si ripete nella stessa misura da anni,
Quindi mi appello alla Regione perché finanzi abbattimenti, trovi risorse per cercare di gestire questo fenomeno dei cinghiali. Io spero che i cinghiali non arrivino in piazza. Noi come amministrazioni comunali abbiamo le mani legate su questo fenomeno, di conseguenza mi appello agli enti sovraordinati perché si mettano una mano sul cuore e soprattutto una mano sul portafoglio per cercare di gestire il fenomeno, specialmente in una zona turistica. Minaccia al turismo, minaccia anche per la salute la presenza di animali come i cinghiali. Abbiamo anche un tema prettamente sanitario, c'è la peste suina. Sappiamo che se si trova un capo infetto nel raggio di 6 km devono essere abbattuti anche i suini di allevamento. Continuiamo a parlare del comparto primario con gli allarmi che arrivano dalle associazioni di categoria. Le piaghe del terzo millennio. Dopo la pandemia, la crisi economica, quella energetica, la guerra, la carenza delle materie prime, adesso le Nazioni Unite lanciano l'allarme per una crisi alimentare imminente che minaccia la stabilità di dozzine di paesi. In Veneto, nel Vicentino, l'agricoltura in ginocchio è lo specchio di questi tempi maledetti. Abbiamo bisogno di confrontarci ad un livello diverso e cercare di capire più avanti quello che potrebbero essere i problemi per affrontarli e prendere delle decisioni imprenditoriali di conseguenza. L'agricoltura è innanzitutto imprenditoria applicata alla terra, ma oggi più che mai la programmazione è quasi impossibile a causa dell'imprevedibilità degli scenari internazionali di un'economia globale che risente di tante, troppe variabili, a cominciare dal caro energia. Servono grandi risorse per irrigare i campi, per pompare l'acqua, per gestire gli allevamenti. Gli strumenti tecnologici per alleviare i costi ci sono, a cominciare dal fotovoltaico, ma non solo, ci sono anche gli impianti a biogas. Impianti a biogas, l'Italia è stato con la Germania uno dei primi a livello europeo a lanciare la produzione di energia elettrica attraverso la digestione anaerobica da prodotti agricoli e da sottoprodotti dell'agricoltura. Oggi però il problema è un altro. Gli impianti a biogas erano partiti con un contratto di 15 anni che garantiva 25 centesimi al kilowattora. Oggi questo è un prezzo che è quasi al di sotto del prezzo di mercato, pur essendo bio. Quindi alimentare con il costo della materia prima oggi un impianto a biogas è tanto difficile quanto avere un allevamento. Latte, suini, avicoli, gli allevamenti sono in difficoltà, la globalizzazione scricchiola e l'agricoltura ha bisogno di un nuovo modello, anche per il suo ruolo a salvaguardia dell'ambiente, tema di grandissima attualità. E l'agricoltura è l'unico settore oggi, per farle un esempio, che è in grado di sequestrare l'anidride carbonica dall'atmosfera, incorporarla stabilmente nel suolo e creare così un vantaggio per tutta la comunità. Ecco il punto di congiunzione tra economia e ambiente. L'agricoltura è fondamentale, anche perché energia e alimentazione sono elementi strategici. Ecco perché in una stagione di crisi come questa l'agricoltura chiede di essere valorizzata. La filiera deve riconoscere il giusto valore del prodotto italiano che, assieme a quello europeo, è altamente controllato e ha una qualità e un profilo ambientale che è ben al di sopra di quello che possiamo trovare in tutto il resto del mondo. Chiudiamo il nostro telegiornale con la notizia con cui lo abbiamo aperto. Andiamo a Vicenza, dove c'è Carlo Alberto Inghilleri che ci aggiorna sulle ultime novità. Abbiamo appena visto arrivare il mezzo dei necrofori per la rimozione del cadavere della donna uccisa. Carlo, cosa sta succedendo? Sì, Ferdinando, in effetti è proprio come dici tu, è appena arrivato il mezzo per rimuovere il cadavere di Lidia Milosevic, 42 anni, uccisa dal suo ex marito, un uomo anche lui di 42 anni, bosniaco, con tra l'altro dei precedenti, a quanto ci risulta, per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe utilizzato una pistola che deteneva illegalmente, ma la novità è che adesso le forze dell'ordine stanno alzando il livello dei controlli, stanno
stanno passando al setaccio tutta la città, non soltanto da terra ma anche dai cieli. Si sono alzati gli elicotteri per controllare dall'aria se viene individuata l'auto con cui si è allontanato il presunto assassino. C'è da dire che le forze dell'ordine hanno attivato anche le teste di cuoio. Le teste di cuoio stanno arrivando da Padova e da Verona. Questo perché l'ex marito di Lidia Milosevic è ritenuto un uomo molto pericoloso, un uomo alto 2 metri, quindi possente, armato, e che avrebbe addirittura utilizzato degli esplosivi, delle granate per coprire la sua fuga. Quindi insomma una caccia all'uomo veramente intensa, importante, quella che si sta scatenando adesso a Vicenza. In questo momento sentiamo gli elicotteri che si stanno muovendo proprio qui in quest'area, su questi cieli. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Se non avete altre domande restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Carlo Inghilleri, Federico Cibotto e anche Luisa Bertini per queste informazioni. Ovviamente tutto il resto, tutto quello che accadrà poi nel seguito di questa giornata lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, nel seguito della nostra informazione. Allora, restiamo a Vicenza perché prima di salutarvi vediamo quelli che sono i problemi del caro energia, bollette duplicate, i vicentini risparmiano su spesa e vacanze. Ho notato sì un leggero aumento delle tariffe, sia elettrico che generale diremo, i prezzi. E si va a tagliare su altre cose poi per far quadrare i conti? Certo, si razionalizza tutto, si sta attenti a tutto quanto, dal supermercato al bar, al caffè, a tutto quello che non è indispensabile. Pago più di bollette e cerco di risparmiare più di consumo, ma non ottengo niente. Il primo importo che va defalcato è quello sul costo della spesa per compensare poi il resto delle cose. Pur essendo fuori casa tutto il giorno mi sono trovata bollette duplicate almeno, forse anche triplicate. E su cosa si va a tagliare per far quadrare i conti poi a fine settimana? Beh, sulle vacanze, sui weekend mi sembra insomma abbastanza, no? Cioè tutta diciamo la parte ludica, divertimento. Sono aumentati sì, parecchio, però finché ce la facciamo li paghiamo e dopo tireremo da qualche altra parte, per forza. E si comincia a non spendere più in cose esterne, tipo per esempio la pizza e mangi a casa. Ma quasi la metà, il doppio, cioè il doppio. Paghiamo. C'è altro da fare. Bisogna tagliare soprattutto anche in certe, non so, qualche viaggio per esempio da fare, facciamo meno di farlo e così, quindi è una cosa un po' pesantina. Soprattutto quello che pesa di più, penso proprio che siano le bollette delle utenze. Sono appena entrata come pensionata, per cui dovrò fare un po' di conti. È un problema serio, principalmente la benzina direi. Per chi va a lavorare. Sì. Si lima su altre cose. Quali? Ad esempio le spese, andare fuori al ristorante. Prima di salutarvi vi vogliamo dare gli ultimi dati aggiornati sull'emergenza Covid che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono 1389 le persone positive, riscontrate positive nelle ultime ore, che portano il numero degli attualmente positivi in Veneto a 29.772. Sono numeri in deciso calo. Andiamo a vedere proprio al volo, prima di chiudere il TG, quella che è la situazione degli ospedali della sanità del Veneto, perché ci sono 551 persone ricoverate in area non critica, di cui 272 ancora positive, 32 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 14 in ancora
positive. Vedete la differenza rispetto a ieri, c'è un calo anche se non verticale sia in area non critica che terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 2 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.